Via veloce per arrivare a pagina 14. Nel nostro comune di Ponzano Veneto non c'erano grandi aziende agricole come in altri luoghi del Veneto, di conseguenza pochi erano i mezzadri e c'erano piccoli proprietari terrieri o affittuari che gradualmente riscattavano le terre dai loro padroni. Dopo la seconda guerra mondiale anche gli ultimi mezzadri del comune di Ponzano Veneto passano gradualmente dal contratto di mezzadria all'affitto all'acquisto del fondo. Ecco, e ho voluto concludere questa riflessione con questa frase: amare la propria terra non solo in maniera teorica, ma soprattutto rispettandola, valorizzandola, lavorandola con le proprie mani senza vergognarsi di fare il contadino, che oggi viene chiamato giustamente imprenditore agricolo, è una concreta premessa per assicurare a tutti un sereno avvenire qui a casa nostra. Anche questa è una forma di educazione. Lavorare per il Palio dei Mezzadri, partecipare alla festa del Palio e anche rivivere e continuare questo impegno di collaborazione e i valori che incarna, apprezzando chi continua con coraggio e non pochi sacrifici a indicarci questa strada. E nella nota in calce abbiamo scritto alcuni nomi di giovani imprenditori agricoli di Merlengo, Paderno e Ponzano. Può darsi che ne abbiamo saltato qualcuno, ma siccome questo è una bozza facciamo tempo ad aggiungerli su vostra segnalazione. E allora da questo brevissimus excursus e da questi accenni noi intuiamo perché abbiamo preferito dare a questa manifestazione il nome di Palio dei Mezzadri, perché erano appunto i nostri nonni, i nostri padri, i nostri contadini che si impegnavano appunto anche in questi momenti di festa comunitaria. Benissimo. Naturalmente il nuovo ente Palio e l'occasione anche di 150 anni dell'Unità d'Italia ci ha così stimolato a creare anche uno stendardo nuovo. Come avete sentito ha richiesto anche il lavoro tecnico e non è pronto. Lo stendardo che voi trovate nel libricino che avete in mano, non c'è la pagina però lo vedete qui verso la metà, ecco, lo stendardo ha come sfondo i colori della bandiera dell'Europa e le 12 stelle. Voi sapete che le 12 stelle non sono in riferimento agli stati che hanno aderito all'Unione Europea, che sono molti di più e erano molti meno quando è nata l'Unione Europea, ma i padri fondatori dell'Unione Europea hanno voluto che nella bandiera azzurra, che richiama anche il manto della Madonna, ci fossero appunto le 12 stelle della corona della Madonna, e hanno deciso che anche se gli stati che avrebbero aderito in seguito fossero più di 12, la bandiera resterà sempre con le 12 stelle. Vedete allora che all'interno di questa cornice, tra virgolette, mariana, abbiamo i 3 stemmi delle nostre 3 parrocchie e accanto agli stemmi delle 3 parrocchie ci sono gli stemmi delle loro contrade. Il tutto viene legato assieme da una corda, tra parentesi la corda è anche uno degli strumenti del gioco, però era uno degli strumenti anche di lavoro. Questa corda che poi passa attraverso il basso, il carro e sopra il carro la paglia e altri prodotti agricoli. Il carro, come viene anche scritto qui nel libretto, che tristemente qualvolta era famoso, il famoso Phare Saint-Martin, caricare 4 strasse il paillon sul carro e partire. Era una situazione molto tragica. Bene, l'identità storica della nostra terra appunto viene anche dei nostri contadini e mezzadri, viene valorizzata dagli strumenti del loro duro lavoro
e dai prodotti della terra e delle loro fatiche. Abbiamo messo l'uva, il mais, i bachi da seta e la spiga di grano. La spiga di grano che è presente anche nel gonfalone del comune di Ponzano Veneto, il tutto legato assieme dal tricolore. Ecco, questo è il nostro nuovo stendardo per il Palio dei Mezzadri. Chi l'ha pensato, chi l'ha fatto? È un frutto di un lavoro a più mani. Io ho fatto una prima bozza e poi con il consiglio direttivo l'abbiamo analizzata, e queste idee si sono concretizzate grazie al lavoro di due cittadini di Merlengo, dopo 20 anni e più. Questa volta è toccato a Merlengo questo lavoro, e uno è qui presente, Mirko, che ormai fatti vedere dai giornalisti. Mirko, anzi ti chiede che manda scheda ancora. Ecco, Mirko, e la Monica Trevisan, che non può essere presente per impegni con 2 bambini piccoli. Ecco, loro l'hanno appunto concretizzato. Benissimo. Il tutto è stato approvato dal consiglio direttivo. Vado verso la conclusione. Nel retro del libretto abbiamo ancora una volta ricordato quelli che sono gli enti istituzionali, gli enti. È nel Deplian? Appena aprite il Deplian, subito a pagina 3 avete i 3 enti istituzionali, che sono le 3 parrocchie con i loro stemmi e gli stemmi delle contrade. Concludo. Per noi il Palio è una festa. Il Palio è una festa e non una semplice gara competitiva. Partecipare alla festa con lealtà e rispetto è fare educazione. Partecipare a questa festa del Palio con lealtà e rispetto è fare educazione. Le nostre famiglie, assieme alla comunità parrocchiale, assieme alla comunità civile, sono i primi soggetti educativi. I frutti migliori ci apriranno ad un avvenire più sereno, se sapremo collaborare assieme nel rispetto reciproco. Abbiamo tanta paura dell'avvenire? Guardate che se sappiamo lavorare assieme, famiglie, comunità parrocchiale, comunità civile, daremo frutti sereni per il nostro avvenire e l'avvenire dei nostri giovani. Grazie.